Questa sera abbiamo con noi Jacopo Vedovato, un nuovo giocatore dell'Apo. Vorremmo conoscere un po' il tuo ruolo e come ti trovi nella nostra città. Mi trovo sicuramente molto bene, Udine la sto scoprendo piano piano, è una città molto, molto bella, c'è la gente è molto accogliente, la pallacanestro è molto seguita, anche in centro si trovano molto spesso i tifosi in giro che salutano, insomma c'è un bellissimo ambiente. E per quanto riguarda il tuo ruolo in campo, Io gioco da centro, sono il cambio di Delia. Sto avendo pochi minuti ultimamente, pian pianino spero di ritagliarmi il mio spazio in campo. in che cosa consiste appunto il tuo ruolo? Diciamo far uscire i compagni liberi per tirare, prendere rimbalzi, questo fondamentalmente. In una recente intervista abbiamo sentito che ti piace leggere. Quali sono i libri che leggi di Ma solito? leggo molto fantasy, diciamo. Da quando sono piccolo ho sempre avuto libri in mano, mi piace Tolkien oppure vari libri che trovo in giro. Sei riuscito a abbinare sia la parte sportiva sia la parte di studio? Com'è la tua Sì, sto provando a formazione? studiare scienze motorie, però diciamo che quest'anno con gli impegni, ci sono molti impegni, molte trasferte anche lontane, quindi sta cominciando ad essere un po' più complicato, però volendo ci si ritrova sempre il tempo per studiare. Hai un sogno nel cassetto? Un? Sogno nel cassetto. Ma niente di particolare, non direi di avere sogni particolari. Vivo la giornata, sono felice con quello che sto facendo al momento. Ok, hai un messaggio per i tifosi? Ma continuate a seguirci, è bello vedervi al palazzetto tutte le domeniche, tutti i weekend. Grazie. Niente, grazie a voi.